Un gruppo di lavoro, sindaci italiani e sloveni insieme ad esperti per definire proposte concrete di sviluppo transfrontaliero che Friuli Venezia Giulia e Slovenia accompagneranno in vista della prossima programmazione europea. Deborah Serracchiani, presidente della regione, incontra Lusevera, Bardo, Alta Valle del Torre, Tina Komel, ministro per gli sloveni d'oltreconfine e nel mondo, e lancia la proposta che accoglie le richieste fatte da amministratori locali e rappresentanti della minoranza che parlano di progetti sovranazionali per valorizzare il turismo, di investimenti per creare occupazione e impedire lo spopolamento del territorio. Serracchiani, che ringrazia Komel per la straordinaria, efficace e costruttiva accoglienza ricevuta durante la recente visita a Lubiana, sottolinea come questa sia la parte della montagna del Friuli Venezia Giulia la più abbandonata a se stessa. Questo incontro, che gli organizzatori, Comune di Lusevere e Unione Migranti Sloveni, definiscono storico, dimostra invece che si può sviluppare una proficua collaborazione nel turismo, nei collegamenti e nelle infrastrutture, creando opportunità di sviluppo del territorio. Deborah Serracchiani. La presenza di un ministro sloveno, la presenza del presidente della regione, un incontro storico anche perché abbiamo voluto mettere immediatamente i ferri in acqua e parlare di quello che si può fare per questa che è la montagna sicuramente più abbandonata per quanto riguarda il nostro territorio e sulla quale vorremmo davvero ritornare a poter fare un investimento culturale, sociale ed economico. Siamo partiti sicuramente dalla programmazione transfrontaliera, questo è un territorio che offre grandi opportunità per quanto riguarda il turismo, sicuramente il lato sloveno ha avuto uno sviluppo maggiore rispetto a quello del Friuli Venezia Giulia. Pensiamo però che attraverso una progettazione comune, ad esempio le ciclovie, se non altri percorsi turistici, si possa anche qui creare ricchezza. Questione, dice il ministro Komel, anche di nuova comunicazione di recente avvio tra Slovenia e Italia, in modo particolare con il Friuli Venezia Giulia, elemento di peso concreto per raggiungere insieme obiettivi comuni. E sicuramente dal punto di vista economico abbiamo grandissime possibilità, non soltanto come collegamento, cioè come sviluppo economico del solo del territorio, ma anche come riuscire a collegarsi sia con la minoranza slovena del territorio con i comuni qui vicino e anche con i comuni sloveni dietro il confine.